No, I'm not a writer. Sì, ma Yuri, c'è la reflex, uso la reflex, no? Devo ancora provare, adesso non so, non è pratica da usare così come la GoPro. Però sì, proverò a usarla per gli interni. L'unica cosa è che non vedo dove riprende, no? Hai capito come sta riprendendo? Non è facile, mentre la GoPro, tutti i miei monitorini, le mie robe, faccio brigo e sbrigo, no? Un cane pericoloso. Sei venuta giù a controllare, che stiracchioni. È un camper come il nostro, sì. Il nostro è più bello però, digli, eh. Guarda cane, le prime margherite. Anche il posacenere, ma io non so che ha fatto stare a sosta veramente, boh. Guarda, un camperista o ci teneva particolarmente al turista. Vai te in giro, fai tutte le tue cose, sempre in giro, vai, annusi, brighi, guarda che elemento, che personaggio, guarda. Ma il camper dei vicini, io pensavo, guarda, vedi cosa ha sopra? Vedi quel coso con scritto Dometic, che sia il climatizzatore? Emi, solo io e te siamo barboni. Qua, cane, hanno tutti i cosi di lusso, eh? E noi domani andiamo a farci il giro nel borghetto. Intanto, guarda, che bella scatola per la macchina fotografica che hai, Yuri, sì, è una roba molto faiga. E dentro sono tutti i suoi carica strafanti, oh yeah! Insomma, bellissima la storia, cosa ti racconto? Insomma, il discorso è che io mi sono parcheggiato qua e siamo in tre, di cui uno è un full timer e due è un altro, adesso andiamo a vedere. Ciao mister, permesso, eccoci qua. Chiudo? Chiudo io. Ciao bionda, ciao! Bene Giuditta. Ciao Giuditta! E insomma, dicevo, io ho parcheggiato qua di 3 camper, siamo 3 full timer, incredibile! Sai che storia? Tu è poco che vieni qua, non sei mai venuto? Sono venuto 3 volte, questa è la terza. Da poco? La prima volta quando sei venuto? No, la prima volta non abitavo neanche in camper, sarà stato 4 anni fa. La seconda volta qualche mese fa, con altri amici camperisti. E adesso da solo, non sapevo dove andare, ho detto voglia di stare tranquillo e faccio qua la mia droga. Questo, no, io uso roba un po' più pesante. Comunque no, questo è un posto tranquillissimo, io sono anni che vengo qua, vedi, tranquillo, faccio le mie pulizie, adesso ho tirato fuori a pulirli sopra il cancello della Madonna. Te dove sei? Sono a Jesolo, quella parte lì. No, ma sei nato a Jesolo, sei vero? No. Ciao biondo, bionda. Bellissimo il Ducato, mi piace tanto. Io l'ho preso nuovo questo qua e meno male che ce l'avevo. Poi sai cosa, cioè a fare sta vita qua si conosce tanta gente. Tu stai qua un po'? Ma pensavo andare via stasera. Però ho detto approfitto della corrente e mi do una caricatina. Prendo un antidolorifico dopo che ho tolto un dente e mi fa ancora male. Tu stai lavorando adesso? Sì. Quindi domani vai a lavorare? Purtroppo. Cosa fai? Un'autoscuola. Devo ancora fare le ferie, cioè su un po'. Cosa fai l'insegnante? No, ufficio. Ah, in ufficio? Sì. Allora. Beh, sei giovane. Sì, sì. c'ha 3 anni. No, inverso. Sì. C'è un gran freddo. Non ci sono stato. No, neanch'io. Perché non avevo internet e non sapevo andare. Dove. Qua è Inverness. Ero giovane, Inverness, sì. E poi non è neanche Inverness, ma c'è qui appunto Vieni su. Giudi, da brava. Vieni su. C'è un altro posto che c'è è una community, Findom si chiama. Mai sentito? No. Findom. No, perché purtroppo, ti ho detto, non avendo internet e la gente là non... c'hai internet, eh? Sì, ma non ce l'avevo, io ero giovane quando ero andato là. Tu sei giovane, quanti anni hai? Adesso ho 35, ma all'epoca ero molto più giovane e la gente non viaggiava là e quindi nessuno sapeva dirmi vai qua che c'è sta bella roba, vai là. Io andavo un po' a caso. Eccolo qua, Findom.
vedi? Allora, qua c'è Inverness che è, è una località abbastanza... E qua c'è Findorn, dove c'è una comunità che è stata fondata alla fine degli anni 70 e io avrei voluto andare lì, solo che vedi insomma, è un po' il capo al mondo, perché comunque vedi è sopra la Scozia, capito? Siccome vado spesso in Olanda, che ho un figlio che vive a Rotterdam, io sono spesso qua e da qua c'è un traghetto che va su, però sono soldi. Quanto costa il traghetto dall'Olanda all'Inghilterra? Ci vogliono 280 euro andare, 280 tornare. 600 andata di Infatti vedi c'è la linea, vedi, che parte qua proprio da Rotterdam, un po' più in su di Rotterdam, verso l'Aia, vedi? E poi arriva a Hull. Dopo da qua, dopo devi andare su. Glasgow, Edimburgo, Scozia. Ero vicino a Glasgow. Eccola là, quella a sinistra. Eri qua. E lì è Olanda, sì? Anche sì. Olanda, Francia, te non sei mai andato in quelle zone lì? Sì, tante volte, ma per lavoro. Quindi di turistico ho fatto poco. Cioè la sera prendevo, andavo in giro. Se no a volte dei colleghi olandesi mi portavano a vedere le città vicine. E dove Io ero zona Aalsmeer. Dov'è Asmi? Aalsmeer è a 50 km da Amsterdam. Questo è mio figlio, forse lo conosci se vai su YouTube. Conosci Reccane? No, ok. Questo è mio figlio. È lui che suona qua, no? Ah, sì? E lui con un suo amico che suona il violino. Siamo in campo. Wow! Ma loro suonano per strada, Che bello. No, vabbè, adesso lui non fa solo questo, fa di tutto, lui è cominciato a fare il punk a bestia, fai te. E poi adesso invece fa teatro, fa tutte quelle balle lì. E ha conosciuto sto ragazzo qui che ha 19 anni, ma ha fatto conservatorio, suona il violino. Violino e chitarra, incredibile. No, lui suona tutto, ma suona le tastiere, suona anche mio figlio. Adesso si è messo che suona l'ukulele. Che storia. Questo, Il cagnolino vecchio. Questa qua era una mia cagnolina. 24 luglio, ore 10, Gemona del Friuli. Ecco, qua Gemona. lei aveva paura del temporale, fermati, che non è. Allora di che era. Gemona. Ah, c'era un temporale della Madonna. Qua sempre Olanda? Sì, questa è Olanda, ad esempio. Ci sono dei palazzi pazzeschi, questo è Rotterdam. Mio figlio abita in quella zona lì, quindi ci vado spesso a trovarlo. Poi mi piace, io vado, in Olanda ci vado da anni, cioè non è. Vedi questo? Ma la stufetta supplementare qua, raccontami. Ah, niente, 25 euro a Cormons. Ah, elettrica? Volevo anch'io prendere una elettrica. Allora vai lì a Cormons, troppo, spendi poco. Per le emergenze, ma anche più piccola. Più sono rimasto a piedi più volte, Io ho speso un sacco di soldi di gas, hai capito? Prego, che tu hai le bombole. Sì. Le bombolone. Tra l'altro qua però le bombole costano 20 euro. Porca miseria. Costano poco. Cioè costano di più di solito, Adesso io 20 euro faccio il pieno, 3. Ah, questa è la diga nord. Sì? No, la diga, sai, 30 km di diga. Ma questa non l'ho vista. È la diga nord dell'Olanda, sono 30 km dove sopra c'è una strada e tra l'altro per il dislivello, da questa parte qua è più alto che di qua il mare e quindi il dislivello produce anche energia. E questa è una diga è la diga più grande del mondo, sono 30 km, 33 km di diga, ed è molto a nord dell'Olanda, vicino alle isole che ci sono là sopra, sai che ci sono 5 isole sopra l'Olanda? No, non lo sapevo. Ma io purtroppo ho viaggiato e non ho viaggiato, nel senso che ho sempre lavorato molto, hai capito? E quindi
io sai, Tempo per viaggiare e andare lontano non ne ho avuto. io quando avevo la tua età facevo il camionista e ci andavo in camion negli anni 80, hai capito? Quindi dopo li ho conosciuti, adesso io quando vado lì sono a casa. Cioè, questa mi sa che sia Francia. Ah, questo è Lussemburgo. Qua è un'area di sosta in Lussemburgo molto piacevole, dove io vado spesso. Sempre gratuite? Gratuita, c'è corrente, c'è tutto. Il gasolio costa 9,98, costa meno di €1 e il tabacco, io fumo il Pueblo, questo qua. Anch'io ho smesso 2 mesi fa. Qua costa 6,20, là costa 3,90, Oh yeah. cioè hai capito? Infatti io ne compro 2, 3, 4 steak, infatti ci tornerò. Ed è un'area di soldi, ci sono un sacco di olandesi, io ci vado spesso. A me piace molto il Lussemburgo, i paesi civili. Quello è il tuo. Questo è il mio, sì. Quello Questa è quella, vedi quella che di sa prima. la Camilla, sì, la mia bambina, poverina, che è morta. Ma queste sono le Ardenne, sto andando verso il Belgio. Bello. Perché dopo torno, io faccio sempre il Passo Resia di solito, non faccio mai il Brennero, quelle cose. Io autostrade, le evito. Ah, idem. Io vado per le strade normali. L'unica autostrada l'ho fatta per sbaglio. No, io E dopo sono uscito. io l'autostrada non ne faccio mai. Anche perché ti perdi tutto. Ma sì, ma il bello è il viaggio, capito? Cioè io non ho altro, Idem. non ho altro che tempo da perdere, cioè, capito? Beh, che cazzo mi lo fermo. Quanto l'unica settimana di ferie che ho avuto sono stato in Toscana, ci ho messo 3 giorni e mezzo per arrivare. Non so. Perché dopo trovi il ruscello, ti butti, fai il bagno, Infatti, tutta così. poi siamo in Francia sullo Seine, no, sulla quell'altro fiume. Vuoi che ti faccio vedere uno dei video miei? Sì, volentieri. Ah, il cervicalo, Dio. Cosa hai fatto? E il merda ai mal di denti mi prende i cervicali, la testa. Che cazzo, uno, cioè, Mi hanno tolto il dente al giudizio 5 giorni fa, 6. Ieri mi hanno tolto i punti. E vabbè, passerà ancora un po' di giorni, porca troia. sei andato qua vicino dal dentista? Ah, Sandona. Dove? Sandona. Dove mi hai detto te che Sandona c'è? dei Piani, sì. Ti ho sentito, sei un metallaro. Chi io? No. Ho sentito della musica metal. Ma era in Nirvana. Beh, metal. No, ascolti di tutto. Sì. Sta da Corelli ai Nirvana, i Creedence, la Joplin, la Joe Cocker, tutti. Sono stato al concerto dei... Ma porca puttana, quelli che hanno fatto Boogie, On the Road Again, come si chiama? Oddio, a me, io... Hanno suonato a Woodstock, sono ancora vivi. Qua in Friuli erano venuti a suonare. Ah, dai, come cazzo si chiamano? C'ho anche i video fatto. On the Road Again, chi erano? Sì, ho capito, erano... sono tutti vivi, I tedeschi, sì, tutti i vivi. Kraftwerk. No, Non erano On the Road Again, non erano i no. Kraftwerk. Avranno 90 anni, 80 anni. Ma devi vedere come suonavano 80 anni. Cioè, ero così io. Ero di merda. Ascolta musica anni 80 come me. Di tutto ti ho detto. Cioè, non ho genere proprio. Vabbè, io ho 20 anni più di te. Io vado a canzoni. Mi piace la canzone, non il gruppo, il genere. I Cannedit. I? Cannedit. Hanno suonato a Woodstock. No. È il concerto più grande del mondo negli anni 60. Sì, no, Woodstock lo so cos'è. No, ma On the Road Again, secondo me... Apri YouTube che ti faccio vedere. Bene cane, cosa dici? Noi andiamo avanti, che andiamo dall'amorosa. Andiamo però a salutare il nostro vicino. Nemo. Ah, Amy, digli, non abbiamo fatto proprio l'appuntino oggi perché faceva tanto freddo. Siamo andati io e te a fare dei video con la reflex in giro, che poi l'amico turista vede a casa, e basta, siamo stati qua a scroccare la corrente, dai. Toc toc. I vicini. Ciao amico Fritz, sono passato a salutarti. Permesso. Cane, vieni. Vieni pure, appena finito di è una... La GoPro. È una GoPro? Sì. O la Pro come la chiamano le femmine. Sì. Tipo le scoregge. Oh, dai.
Ascolta ragazzo, allora io adesso saluto l'amico full timer che ci si ribecca in giro, ci siamo scambiati i numeri. Ma io qua in zona mi becchi sicuro, perché io qua torno, perché a me piace molto, io qua mi sento a casa. È bello, è bello. Ci avevo fatto anche la puntina qua di Valvasone, se tu vai a vedere sia nel sito che i video vecchi c'è già. Mentre oggi abbiamo cazzeggiato perché oggi... Magari abbiamo fatto delle chiacchiere. Sì, no, ma... Intanto ci siamo conosciuti. Esatto, E questo è stato un bel vantaggio. è uno. E uno, no, ma perché poi io, come ti ripeto, conosco quell'altro signore di qua. È di là? No, No, aspetta. quello di fianco al tuo camper. Non è di là il mio camper. No, il tuo È di camper, qua? il tuo camper è qua. Mi sono già disadattato. E di là c'è quell'altro. C'è qua. L'altro full timer, guarda te, uno arriva, parcheggia, 3 camper, tutti e 3 full timer, che incredibile sta Ma guarda sta che storia. io ero qua 2 o 3 giorni fa, c'era un austriaco e 3 full timer. Porca miseria. C'è una ragazza che viene anche qua, che sta a Zoppola, a Pilimbergo. Insomma ragazzi, siamo messi così. Bello, bello. Intanto non paghiamo le bollette. Parte il gas, dai, vabbè. Eh? Il gas, dai, Sì, passiamola. No, però sai che io con le bombe del gas qua le pago 20 euro, in Emilia le pago 25-26, Ah. cioè è già un bel cazzo di differenza. Beh, Poi qua abbiamo la corrente, quindi vedi, mi difendo con la cosa. devo prenderla anch'io, però più piccola. Ascolta, se più piccolo trovo. di, Non scalda niente, eh? no, più piccolo di questa non. Come dimensione intendo. Lo so. Io sono pieno di roba, cioè non mi muovo più dopo. Non lo so. Quello non Però voglio. questa qua è roba da 25-30 euro e funziona. Sì, trovi una colonnina, ti attacchi, anche perché se resti senza gas, cioè per le emergenze vai in un distributore e ti No, è attacchi. che con questa, hai capito, cioè se io non ho questa, la bombola del gas mi dura 3 giorni. Beh, Hai capito? Se ho questa, la bombola del gas mi dura 10 giorni. sì. Ora cazzo sono soldi che Chiaro, risparmi, chiaro. Però ci vuole la colonnina, cioè trovare un posto che ha la colonnina da Sì, corrente. però qua in ovviamente. Friuli ce ne sono tanti. Infatti io vengo in Friuli volentieri perché oltre Valvasone ce ne sono tante di zona qua, basta che vai 20 km qua a Spilimbergo, Magnago, Capriva del Friuli, sono tutti posti Tutte gratuite. gratuiti, piacevoli, soprattutto che non c'è delinquenza, che stai tranquillo, perché qua ci sono le telecamere, hai capito? Sì. Cioè, perché io guardo anche quello, io sono di Ferrara, però a Ferrara non ci dormo tranquillo, cioè io non ci dormo mai a Ferrara. A me il Friuli mi piace un casino. E anche a me ci vengo spesso. No, e poi se frequenti queste zone qua, vedrai che ci rincontriamo. Certo, certo. Io vengo volentieri. Poi ti ripeto, io vado anche volentieri Lussemburgo, Olanda. Beato te. Ma beato me, guarda che alla fine spendo meno star là che star qua. Lo so, è il tempo, hai capito? Beato te. Vabbè, ma la tempo- vera ricchezza è il tempo, oltre a saper apprezzarlo, chiaro. Ma... Cioè, è vero quello che dici te, capito? Però, cioè nel senso, io fortunatamente ancora ho qualche soldo da spendere, ma a me manca la pensione, hai capito? Non ho l'età per lavorare, non ho l'età lo per so, la mi hai detto. pensione, però io intanto vivo la giornata, meglio un giorno da leone che 10 da pecora, Beh. capito? No, ma- Buono mister, io vado a scaldare la casa, che io ho la casa vecchia, ci vuole 10 minuti almeno. Ma hai visto Secondo io me. con la stufetta? No, scaldare il motore della casa. Cioè non è che accendi e vai, con i camper vecchi, minimo 10 minuti devi starla fermo. No. Non va avanti, strattona. Vai avanti piano piano. Ma mi suonano, devo andare avanti, sì è vero che vai avanti piano, ma sono gli 8 all'ora, Sì, in seconda. guarda, io ho avuto un camper come il tuo, cioè non mansardato, però una motorizzazione come il tuo. Cioè io questo è il mio terzo camper che mi è durato, cioè però scaldare il camper da fermo non va bene, credimi. Cioè tu vai pian pianino si scalda. Se vuoi un consiglio da Sì, autista, sì. io facevo il camionista, facevo l'autista, cioè quindi ne so di queste cose qua. No, da fermo è peggio, cioè tu vai pian pianino finché non è caldo. Metterò le 4 frecce, dai.
Ma no, Perché qua tu, mi suonano di continuo. tu vai a Jesolo adesso. Sì, 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 sì. E invece in Italia devi solo pagare delle tasse. Io mi sono in questa situazione perché non riuscivo più a pagare le tasse. Io avevo una casa, avevo una cosa normale, capito? Alla fine non riuscivo più a pagare ICI, ICMU e tutte quelle pugnette lì, e prima che mi pignorassero la casa l'ho svenduta e sto vendendo e sto campando di questi pochi soldi che ho preso, hai capito? Però io la casa non è che l'ho ereditata, erano i miei risparmi, cioè io me la sono costruita con anni e anni di lavoro. Vabbè, mister, ci vediamo, sai? Mi ha fatto Alla piacere prossima. conoscerti. Piacere mio. Ascolta, io qua, se capiti qua, Dai, ti io- porto anche altri zingani. ma Zingani è il nostro modo di dire. sì, no, no, ma Noi ci chiamiamo sempre così. no, ma ne conosco tanti, anzi preferisco perché qua vengono tanti austriaci, siccome io vado anche all'estero, no? Cioè, io come ti ho detto, vado in Olanda, quindi passo per l'Austria, Germania. In Austria ti trattano come un pezzo di merda, hai capito? Invece gli austriaci vengono qua e ciucciano tutto, perché qua è tutto gratuito, cioè se tu vai in Austria solo che ti fermi col camper, prima che ti fermi in un campeggio, 30-35 euro per dormire la notte, cioè, Poi, come però in albergo. è come andare in albergo. Invece, infatti, perché ci sono tanti austriaci qua, cioè, hai capito? Infatti, qua, ti ripeto, qualche giorno fa, qua c'era un austriaco e 3 full timer come noi, capito? Ma qua c'è sempre pieno di austriaci, perché quelli che lo sanno vengono qua e stanno da dire, capito? Beh, sì. Però te italiano, vai in Austria, ti trattano come un marocchino, capito? E ora mi sta su infatti io in Austria ci passo lì. Sparato. Sì, sì, no, io faccio la mia vignetta, io pago, non c'è problema. Sì, sì, sì. E poi Austria, Germania, e poi dopo comincio a fermarmi in Belgio, Lussemburgo, Francia, quelli mi piacciono, Olanda, hai capito? Bello. Però Germania, ma in Germania tutto ancora non mi fermo perché non mi piace come ambiente, capito? Però l'Austria, veramente gli austriaci mi piacciono poco. Vengono qua, se ne approfittano e quando vai là ti trattano di merda.